Davanti alla confraternita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Perché non ti puoi andare? A Mario. Ah no, ande con questo pure. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Non è andato un video poeta. Come si messa così? È un quartiere di anziani. No, è stato davanti con il mio papà, non è più.
il nostro passo, se il vigore del cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la via, sulla strada verso il regno, sei sostegno con tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore, e il tuo figlio Gesù ci resterà. Non succedono più, se buono, c'è un Faccio vedere che poi non sono bravo, mi danno più spingi. Noi che
figli noi siamo, Virginio lontani, te sempre invochiamo. Gesù Nazareno, Gesù Redentore. O dolce Gesù Nazareno, te volgi benigno il tuo sguardo su noi che fidenti invochiamo la tua divina bontà. La foto d'Adriana ce la faceste? Stavo davanti al Signore. Ciao Enzo, ciao. Vi riempia di pace e gioia nello Spirito Santo. Abbiamo quasi finito questa giornata di festa perché il tempo, intanto ringraziamo il Signore che ha smesso di piovere, così abbiamo potuto fare questa processione. Il Signore ha unito, diciamo così, i nostri desideri al suo desiderio. Questa volta ha accolto queste nostre preghiere e così questa sera siamo riusciti a fare questa processione, e al termine della processione non finisce qua, ci sarà poi un momento ancora di gioia, di divertimento all'Antinna, e allora però dopo si ritorna a casa, e ritornando a casa, nelle nostre case dobbiamo vivere in conformità alla nostra vocazione, in virtù della quale siamo stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. A noi Egli affida la missione di annunziare la potenza di Cristo che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua splendida luce. Ascoltiamo adesso la parola di Dio. Dal primo libro delle cronache. Il popolo gioì per la generosità dei capi e dei dirigenti, perché le offerte erano fatte al Signore con cuore sincero. Anche il re Davide gioì vivamente. Davide benedisse il Signore davanti a tutta l'assemblea. Davide disse: sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza.
dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. E chi sono io e chi è il mio popolo per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora, tutto proviene da te. Noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza. Signore nostro Dio, quanto noi abbiamo preparato per costruire una casa al tuo santo nome proviene da te, è tutto tuo. So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io con cuore retto ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte con gioia. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. Parola di Dio. Bella questa preghiera che abbiamo ascoltato, e mi viene in mente una cosa che volevo dire. Domenica scorsa abbiamo fatto la raccolta per i terremotati e sono rimasto positivamente sorpreso dalla somma che abbiamo raccolto, quasi 600 euro. Ecco, questo è un segno anche importante, perché venire in chiesa a pregare il Signore eccetera si deve tradurre poi nella carità fraterna, così come anche ho accennato questa sera nell'omelia, altrimenti non serve a niente, sono solo parole vuote. Ecco, il fatto di essere così generosi è segno di maturità nella fede. Ecco, non una maturità del singolo, ma a me piace la maturità della comunità, una comunità che cresce, unita nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio e nella carità fraterna. Quindi ecco, con gioia volevo proprio dirvi questo. Ecco, per questa festa di oggi, ecco, ricordiamo in modo particolare la confraternita che in questi giorni ha raccolto, ha preparato, di seguito anche con sacrifici, e il coro che facendo anche tanti sacrifici, anche loro, hanno fatto le prove, hanno imparato canti nuovi che hanno proposto con molta bravura e quindi hanno allietato anche queste celebrazioni liturgiche con la loro dolce voce. C'è pure Rossella, o no? Sono andata. Un saluto anche a Rossella, la nuova organista della parrocchia di Sant'Enrico. Adesso ecco, c'è pure la banda che resta con noi. Oppure ti ringrazio mio Signore. Ciao, ti ringrazio. Così cantiamo tutti insieme. Ringraziamo il Signore per questa bella giornata di festa che si è conclusa in questo modo. Preghiamo. Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai scelto fra tutte le nazioni un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone. Tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, perché aderiscano a te con nuovo impegno e fervore, e fondi su di loro l'abbondanza delle tue benedizioni, perché rientrando alle proprie case proclamino con gioia in parole ed opere le tue meraviglie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ad ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore del cielo e della terra, che vi ha accompagnato in questa processione, vi custodisca sempre con la sua protezione. Dio Padre di misericordia, che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, vi conceda di essere in Lui un cuor solo e un'anima sola. Dio, che nel suo provvidenziale disegno attua in voi il volere e l'operare, vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,
e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore, mettiamo grazie a Dio. Canto finale. Secondo. Signore, per la nostra
Vai,